Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, siamo noi tifosi napoletani tutti felicissimi per il passaggio del turno in Europa League del nostro Napoli, il quale allo stadio Diego Armando Maradona pareggia con la Real Sociedad per 1-1. Obiettivo raggiunto contro una grande squadra. Una gara per il Napoli da dentro o fuori. Sinceramente io ero sicurissimo del pareggio del Napoli in questa gara. Ma va bene, va molto bene, va bene così. Il primo posto nel girone ci permette di affrontare un sorteggio molto più morbido, evitando le squadre inglesi e soprattutto proprio questo Real Sociedad, una squadra veramente, secondo me, molto forte, ed è proprio per questo che dobbiamo essere felicissimi di questa qualificazione, di questo passaggio del turno da parte del Napoli e così convincerci e gridare, accettare ed essere contenti nel dire missione compiuta. Il Napoli concede campo e possesso palla alla Real Sociedad, la quale però puntualmente cozza contro il muro della difesa del Napoli. Squadra partenopea, la quale poi sfrutta al massimo l'occasione capitata sul piede di Zielinski ed il Napoli passa in vantaggio meritatamente per 1-0. Per quanto riguarda il migliore in campo, sinceramente in questa gara mi trovo in difficoltà a stabilire secondo me chi è. Potrei dire proprio Zielinski, non tanto per il gol, potrei dire anche Koulibaly, Mertens, mi è piaciuto tantissimo anche Di Lorenzo in questa gara, dopo alcune gare in ombra. Un po' mi ha deluso Insigne, in questa gara mi aspettavo di più dal capitano, ma va bene così. Ma sicuramente vi so dire, secondo me, chi è stato il peggiore in campo. E il peggiore in campo, secondo me, è stato l'arbitro, ma senza recriminare niente di particolare. Però devo dire che in diverse occasioni l'arbitro si è dimostrato di essere scarso e non all'altezza di una gara importante come questa tra il Napoli e la Real Sociedad. Arbitro che sicuramente non sarà stato in malafede, ma però certamente un arbitro che ha danneggiato il Napoli non in una, ma in più occasioni. In un girone di Europa League complicatissimo come quello capitato al Napoli, la Real Sociedad si è confermata una squadra complicata da affrontare, a mio avviso, sicuramente per molti di voi esagero, ma è il mio pensiero, la Real Sociedad è una squadra fantastica. Sì, secondo me sarà un vero guaio per le teste di serie a cui capiterà di affrontare questa formazione. Veramente questa squadra a me ha impressionato tantissimo e sono sicuro che andrà molto avanti. Quindi il Napoli chiude con molto merito al primo posto questo girone e addirittura, se non fosse stato per quel gol negli ultimi minuti, poteva eliminare, secondo me, una vera e propria pretendente per la vittoria finale di questa Europa League. Proprio perché secondo me la Real Sociedad è una delle probabili vincitrici di questa Europa League,
Io la penso così e ne sono molto convinto. Se voi la pensate come me o diversamente da me, naturalmente lo potete dire, scrivere nei commenti sotto al video. Quindi dicevo che con molto merito il Napoli chiude al primo posto questo girone e ha rischiato addirittura di eliminare, secondo me, la pretendente numero uno alla vittoria finale di questa Europa League. E questa convinzione mi fa assaporare, mi fa dare ancora più sapore e più importanza a questa qualificazione meritata dal Napoli. Invece la Z Alkmaar, che anche ha affrontato il Napoli, un'altra ottima formazione, un'altra formazione che mi ha impressionato veramente tantissimo, si è suicidata perché dopo il cambio assurdo del suo allenatore non poteva assolutamente fare di più. Ma la Z Alkmaar secondo me resta sempre un'ottima squadra, una squadra che ha ben figurato, anzi ottimamente figurato in questa Europa League. Alla fine di questa gara tra il Napoli e la Real Sociedad, alla fine di questa meritata qualificazione del Napoli al prossimo turno di Europa League, tanti hanno commentato questa gara. Qualcuno ha criticato qualche singolo giocatore, per esempio Insigne, il quale non ha fatto una grande prestazione. L'ho detto anch'io, che però addirittura dargli addosso con delle critiche ingiustificate per una prestazione non all'altezza del capitano, secondo me non va bene e non è giusto. Qualcun altro invece ha criticato Gattuso per il gioco del Napoli, eccetera, eccetera. Anche in questo caso, secondo me, le critiche all'allenatore sono troppe perché il risultato è stato raggiunto, il Napoli ha fatto quello che doveva fare, la partita che doveva fare, alla fine missione compiuta e allora quel che conta è il risultato e allora in questo caso secondo me le critiche all'allenatore sono ingiustificate. Ma qualcun altro, addirittura tifosi del Napoli, hanno detto, stanno scrivendo e hanno scritto dopo la gara delle cose assolutamente pazzesche. Per esempio che tra il Napoli e la Real Sociedad c'è stata poi alla fine una pastetta. Sì, negli ultimi minuti, secondo questi tifosi, negli ultimi minuti il Napoli, sapendo che la Z Alkmaar perdeva per 2-1, ha permesso alla Real Sociedad di pareggiare la gara. Quindi, secondo loro, il Napoli avrebbe regalato il pareggio. Ma per favore, non dite cavolate. Ma come si fa a dire, a scrivere e a sostenere delle cose del genere? Il Napoli ha regalato il pareggio alla Real Sociedad. Pazzesco. Ma ve lo immaginate voi? Gattuso che chiama vicino alla panchina il capitano Insigne e gli dice: senti Lorenzo, vedi che la Z Alkmaar sta perdendo per 2-1, fatevi fare gol, dobbiamo pareggiare la partita. Ma lasciate perdere, se riuscite a pensare a dire queste cose, lasciate perdere il pallone, lasciate perdere il Napoli, tifate per la squadra di pallavolo, di pallanuoto e basket, ma lasciate perdere il calcio, perché questi commenti sono assolutamente insostenibili, altro che infondati, terribili, pazzeschi. Il Napoli in vantaggio per tutta la gara. Si gioca per il primo posto in classifica, il quale porterà dei vantaggi. Alla fine
regala il pareggio alla squadra avversaria. Ma la volete finire? Ma fatemi il piacere. Parliamo invece di cose serie. Per i prossimi sorteggi, voi, cari amici che state guardando e seguendo il mio video, quali squadre vorreste che il Napoli evitasse? Me lo dite per favore nei commenti sotto al video? Io vorrei che nei prossimi sorteggi il Napoli evitasse il Lilla, la Dinamo Kiev, il Benfica e la Stella Rossa. Queste sono le squadre che io non vorrei che il Napoli affronterebbe nel prossimo girone. Ma anche loro, le squadre che ho detto, sono convintissimo che nemmeno loro vorrebbero prendere ai sorteggi il Napoli, perché poi in questa Europa League il Napoli già faceva un po' paura, adesso sicuramente fa ancora più paura. Peccato, perché la prima allo stadio Maradona meritava sicuramente una vittoria, ma ricorderemo questo battesimo del nuovo nome dell'ex stadio San Paolo con questa qualificazione, come dicevo, per niente facile e molto molto meritata dal Napoli. Quindi complimenti alla squadra, complimenti all'allenatore, tutti felici e contenti per questa missione compiuta del Napoli. Adesso testa al campionato. Ma prima di chiudere questo video, in chiusura, anche se non riesco e non riuscirò mai a dimenticare il suo rifiuto per passare al Napoli, un pensiero profondo con il cuore va per la scomparsa di Paolo Rossi.